Dovrebbero arrivare anche da fuori regione gli agricoltori che hanno deciso di partecipare alla protesta dei trattori che giovedì toccherà Padova. Dopo Verona e Rovigo, un'altra città veneta darà voce e spazio alla mobilitazione del mondo dell'agricoltura contro le politiche dell'Unione Europea. Le spese sono alte per noi e il ricavo è proprio il minimo per neanche sopravvivere. A me interessa dignità al mondo agricolo e essere liberi di lavorare. Saranno centinaia e centinaia i trattori che arriveranno nella città del Santo. In un primo momento il passaggio del corteo era previsto in Prato della Valle, ma il piano quasi sicuramente verrà rivisto per contenere i disagi inevitabili alla viabilità e la gestione del traffico cittadino. Il presidio dei trattori dunque potrebbe essere spostato verso la zona dello stadio Euganeo. Gli agricoltori padovani sono pronti, molte le questioni da affrontare e da far conoscere alla gente, come spiega Giordano Nallin, titolare di un'azienda agricola di Casalserugo. I costi che troviamo alla vendita e all'acquisto sono un divario enorme. Noi produciamo prodotti di qualità, produciamo prodotti sani, si parla di green. Quando si parla di green è un insieme di cose che deve essere ben spiegata, perché il verde non è solo non buttate veleni, pesticidi, che pesticida non è neanche un termine esatto, perché si parla di fitofarmaci e di antibiotici per gli animali. Vorrei fare un appunto anche su questo. Per quanto riguarda gli antibiotici e i fitofarmaci che usiamo, abbiamo dei regolamenti che sono molto stretti. Vi aspettate un po' di solidarietà delle persone? Noi abbiamo fatto diverse manifestazioni, abbiamo visto che la gente quando passiamo con i trattori ci applaudono, ci fanno bravi, andate avanti, ci incoraggiano perché comunque ognuno mangia, ognuno va al supermercato, cioè la vita viene dalla terra.